amministrazioni pubbliche la data di entrata in vigore del decreto, di società non riconducibili ad alcuna delle categorie di qui sopra sono alienate o cedute. A tal fine ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere dismesse. Per gli enti locali il provvedimento in cui trattasi costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 990 del 2014. Al fine di dare attuazione alla normativa sopra richiamata è stata da ultimo approvata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 ricognizione 2017 che prevede quanto segue. Mantenere le partecipazioni dell'ente in ASO SPA, Atlo SPA, ASI SPA, LTA SPA, Veritas SPA, Consorzio dei Nili, dismettere la partecipazione in Causa Patrimonio SRL, Mostra Nazionale Vini, Società Cooperativa Responsabilità Limitata e Nuova Pramaggiore SRL. Quanto ad ASI SPA, si dà atto che dal 1 novembre 2017 si è fusa per incorporazione con Veritas SPA. In sede di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del testo unico, è emersa la necessità di confermare le decisioni sopraesposte e di dare conto delle ulteriori evoluzioni delle partecipazioni detenute dall'ente, secondo le risultanze dell'allegato piano di razionalizzazione degli organismi partecipate dagli enti territoriali comuni. Quanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale, visti l'articolo 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014 numero 190 legge di stabilità per il 2015 e dato atto che il piano di razionalizzazione ivi previsto è stato approvato con deliberazione commissariale numero 31 del 26 giugno 2015 adottata con potere del Consiglio Comunale, visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, visti i pareri di regolarità tecniche e contabili espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267 del 2000 dell'articolo 3 del regolamento di controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, visto il parere espresso al segretario generale, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 22 novembre 2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera di approvare nei termini che seguono l'allegato piano di razionalizzazione degli organismi partecipati agli enti territoriali del Comune di Cavour, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Mantenimento delle partecipazioni in ASVO, APO, LTA, Veritas, Consorzio dei Nidi. Cessione e vendita delle partecipazioni. Si conferma la dismissione di Mostra Nazionale Vini, per la quale la procedura di recesso risulta in atto. Scioglimento e liquidazione societaria. Si conferma la dismissione di Nuova Pramaggiore, per la quale le procedure di liquidazione risultano in atto. Si dà atto che la procedura di scioglimento della Cavour Patrimonio è stata deliberata in data 16 dicembre 2016 dal socio unico Comune di Cavour, che ha provveduto tempestivamente alla nomina liquidatore. Le procedure di competenza di quest'ultimo sono in fase di conclusione. Trasmettere alla sezione regionale del Veneto della Corte dei Conti la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge 190 del 2014 e dell'articolo 24, comma 3 del citato decreto legislativo numero 175 del 2016 e da ultimo di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi. Nessun intervento, mettiamo i voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti, 2. Delibera viene approvata. Passiamo al punto numero 6, aggiornamento numero 2, programma triennale di lavori pubblici 2018-2020 e all'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2018. Do la parola al vice sindaco commissione. Ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016 spetta ai comuni l'obbligo di predisporre e approvare il programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Relativamente alle modalità e agli schemi tipo la redazione del suddetto programma triennale vale riferimento al decreto ministeriale del 24 ottobre 2014. Con
deliberazione di giunta comunale numero 247 del 16 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, previa acquisizione delle esigenze in materia da parte di diversi settori dell'ente e conseguente predisposizione del programma generale dei lavori pubblici 2018-2020, dell'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2018 del programma biennale per la fornitura dei servizi 2018-2019, il richiamato programma veniva approvato e diveniva disposta la pubblicazione per un periodo di 30 giorni naturali consecutivi. Successiva deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 16 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva definitivamente approvato il precisato programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti. Successiva deliberazione di Consiglio Comunale numero 51 del 27 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, in relazione al mutato esistente della programmazione della concessione di finanziamenti a favore di alcuni interventi, progetti, mancato finanziamento di alcune opere pubbliche dell'elenco, aggiornamento delle previsioni di spesa, eccetera, veniva approvato l'aggiornamento numero 1 del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e all'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2018 relativamente inserendo i seguenti interventi: progetto UE Italia e Croazia, Sutra, asse 4.1 e manutenzione straordinaria strade, eliminando i seguenti interventi: nuova rotatoria accesso principale Porto San Margherita e riqualificazione itinerari giro laguna di Levenza di Galene. E infine rettificando l'imposto a favore dell'intervento di riqualificazione urbana e architettonica di viale San Margherita del capoluogo di Cavo. Nel frattempo, anche a seguito di precisazione dell'autorità di gestione della programmazione Italia e Croazia e del riferimento di risorse finanziarie con avanzo di valutazione a favore di altre nuove iniziative, si rende necessario provvedere di conseguenza nel merito con un secondo aggiornamento agli strumenti di programmazione dell'ente. Gli interventi ora oggetto dell'aggiornamento numero 2 da inserire ex novo nella programmazione delle opere pubbliche sono, come risultano, i seguenti. Progetto europeo Italia-Croazia, Sutra, asse 4.1 per totali euro 2.897.500, visione precedente di euro 495.000 a favore però dei soli interventi riferibili direttamente al Comune di Caorle. B. Manutenzione straordinaria strada secondo stralcio 2018 per euro 600.000. Viste le modalità operative inerenti agli aggiornamenti del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, si rende necessario, per quanto esposto in premessa, provvedere al primo aggiornamento del programma di acquisizione delle stazioni appaltanti tramite l'aggiornamento numero 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2018. Il Consiglio Comunale, richiamato i provvedimenti amministrativi già assunti, nonché le disposizioni legislative e modalità operative inerenti al programma per l'acquisizione delle stazioni appaltanti, articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016, specificatamente riguardanti il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2018, visti gli schemi correlati alla programmazione delle stazioni appaltanti, specificamente relativi agli aggiornamenti annuali, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 22 novembre 2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni, acquisito in sede di trattazione dell'argomento in parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, chiede di deliberare di approvare, per quanto esposto in premessa ed in esito alle disposizioni normative vigenti in materia, articolo 21,1 del decreto legislativo numero 50 del 2016, e l'aggiornamento numero 2 relativo agli schemi per il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, specificamente del programma triennale dei lavori pubblici del 2018-2020 e all'elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2018, tali schemi allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. D. Disporre che il presente provvedimento e gli allegati ed esso collegati, costituenti il regolamento del programma triennale e dell'elenco annuale dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi, vengono pubblicati sul profilo del committente per almeno 15 giorni, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza, giuste disposizioni di cui l'articolo 6,4 del decreto ministeriale 24 ottobre 2014. Grazie Vice Sindaco, ci sono interventi? Consigliere
depositata nei termini senza l'articolo 35 del regolamento comunale, per un duplice motivo. Allora, l'articolo 35 dice che tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati 72 ore prima dell'annunzia presso la segreteria comunale. Dal computo sono esclusi i giorni festivi. È stata depositata il 23 novembre, è venuta a noi questa mattina. Esclusi i giorni festivi, questo è il primo motivo. Il secondo motivo, che va a rafforzare la richiesta, nessuna proposta può essere allora, al comma 2 dice: per quanto riguarda i bilanci di previsione del rendiconto e della gestione, i termini di deposito sono stabiliti rispettivamente in 10-20 giorni. Questo, essendo a mio parere un atto che riguarda il bilancio provvisorio del rendiconto di gestione, non è stato ulteriormente depositato nei termini, per cui noi ci staremo di un voto di estensione. La parola al segretario comunale per la risposta. Sì, inizio dal secondo rilievo che l'ha fermato lei stessa, questo non è un bilancio, non è un rendiconto, si intende che il termine di deposito sia ordinario, cioè è stato termine espresso in ore, qui mi riferisco, qui vado alla sua prima osservazione, l'esclusione dal computo, questo termine dei giorni festivi vale per un po' valere quei giorni che sono intermedi, ma deve valere quei giorni iniziali e giorni finali. Abbiamo stato depositato il venerdì, comunale che si finirà il lunedì. Grazie Presidente. Per quanto riguarda invece secondo me può essere interpretato come atto di un atto all'interno della previsione di bilancio, per quello ho fatto questa considerazione e due minuti di considerazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miolo. Grazie Presidente, no, solo da rimarcare il tema che sì, se fosse possibile avere materiale un po' prima, soprattutto magari quando si verificano consigli comunali come oggi nella data di lunedì, perché francamente abbiamo ricevuto la relazione della revisione questa mattina alle 11:30. Sì. Ecco, allora, d'accordo, senza muoversi in punta di regolamento, di statuto, eccetera, la richiesta che ci sentiamo di fare è insomma, di avere la documentazione argomentata per il Consiglio Comunale quanto prima. Grazie. Grazie. Io do la parola al signor Sindaco. Sì, solo per un rilievo su questa eccezione legata al deposito. Il Comune di Capri sta facendo un passaggio epocale nella gestione informatica. Tutto il personale si sta formando ormai da settimane per il nuovo software che dovrà gestire l'intera pubblica amministrazione in tutti i suoi settori. Pensiamo che il software attualmente in uso risale probabilmente 40 anni fa, credo, era un software che era stato messo a disposizione gratuitamente allora dalla Regione Friuli Venezia Giulia per ovviamente le pubbliche amministrazioni di quella regione a statuto speciale, dopodiché è stato, essendo gratis, un po' recuperato dalle amministrazioni per poter gestire dal punto di vista informatico non solamente manuale tutti gli atti. Stiamo facendo un passaggio con un software che è veramente fatto bene, e questo però comporta rallentamenti in questi giorni, in queste settimane, comporta anche disfunzioni delle criticità che stiamo cercando di gestire, quindi non ricordo che in disparte questa occasione di commissione ci sia stato un ritardo, seppur nell'ambito della legittimità della norma, peraltro perché la norma è stata rispettata
di messa a disposizione dei consiglieri di maggioranza e di opposizione di quelli che sono gli atti legati al Consiglio Comunale. Poi dico una cosa politica, scusatemi, ma non si può andare a censurare una proposta di deliberazione dove si prevede nella lettera B degli interventi una manutenzione straordinaria delle strade per 700.000 euro, vuol dire asfalti, stiamo mettendo a posto strade, marciapiedi. Se non abbiamo oggi, questi soldi li perdiamo perché sono legati all'avanzo di amministrazione dell'anno corrente e il Ministero, lo Stato italiano, ci ha imposto entro fine anno di aver affidato i lavori. Quindi, ecco, una questione strettamente politica che non ha carattere giuridico, per l'amor di Dio. Grazie signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo anche la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti favorevoli? Voti astenuti? La delibera viene approvata. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno. Variazione numero 4 al bilancio di previsione 2018-2020 di competenza dell'organo consiliare. Do la parola all'assessore Baldo. Preso atto di quanto razionato l'assessore di reparto in merito alla necessità di procedere a una variazione di bilancio per le seguenti principali esigenze: l'applicazione di quota parte dell'avanti amministrazione dell'esercizio 2017 tuttora disponibile, ammontante a euro 671.866,07 nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale numero 297 del 2017, 101/2018 e della conseguente circolare del numero 25/2018 per il finanziamento di spese in conto capitale, tra le quali si segnala manutenzione stradale per 700.000 euro e altri interventi per oltre 100.000. La differenza tra l'ammontare delle maggiori spese e l'avanzo applicato è coperta tramite previsioni di maggiori entrate in conto capitale, con particolare riferimento a oneri di urbanizzazione primaria, proventi per monetizzazione dei parcheggi. L'ulteriore quota di avanzo amministrazione viene destinato all'estinzione anticipata di alcuni mutui con cassa depositi e prestiti, stanziando euro 401.089,33 oltre a euro 19.044,60 derivanti da proventi per reazione di beni del cosiddetto federalismo demaniale. È un vincolo di destinazione del 75% di ogni caso a riduzione del debito. Relativamente alla penale dovuta a cassa depositi e prestiti per l'estinzione anticipata dei mutui, viene stanziato in entrata in spesa uno specifico contributo erariale assegnato allo scopo e quantificato in euro 156.854,63. Considerato inoltre che il Comune di Cavour è soggetto a capofila per la realizzazione del progetto Italia-Croazia Sutra ASE 4.1, interamente finanziato da trasferimenti comunitari statali, si procede allo stanziamento sia in entrata che in spesa delle somme integrali le quali il Comune farà da tramite all'ente erogante verso gli altri partner. Chiamata alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 10/16/2018 relativa all'approvazione del bilancio previsionale 2018-2020, chiamato altresì la deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 16/2018, la quale è stato approvato il PEC per il medesimo periodo, dato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 22/11/2018 e senza l'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visto allegato parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione in data 23/11/2018 dell'organo di revisione economico-finanziaria previsto ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000. Visti i pareri di regolarità tecniche contabili espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e all'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto sopra espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare.
approvare il bilancio di previsione 2018-2020 e variazione descritta in premessa come risulta del prospetto costituente allegato numero 1. Dare atto che in conseguenza delle previste variazioni di bilancio devono ritenersi aggiornati i contenuti del documento unico di programmazione 2018-2020 correlato al programma triennale dei lavori pubblici. Di dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione è garantito il rispetto del principio di pareggio del bilancio aggiornato per l'esercizio 2018 che a somma di 38.380.388,53 al netto delle anticipazioni di tesoreria e delle partite di giro, di approvare i contenuti del prospetto per la dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio costituente allegato numero 2, di approvare lo schema risolutivo da inviare alla tesoreria allegato numero 3, di dare atto che è stato acquisito parere favorevole dall'organo di revisione allegato numero 4. Grazie Assessore Barbaro, ci sono interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Assessore. Dei 700.000 euro che vediamo a disposizione per la manutenzione stradale, quali sono gli interventi prioritari? Cioè, quali strade dobbiamo trattare? Grazie Assessore Comiso. Rispondo io anche al Commissione se libero precedente. 700.000 euro abbiamo visto a progetto 2 strade complessive di marciapiedi, destinazione di sottoservizi di apporto con la Margherita e una strada a zona verde. Sono via Fratelli Vivaldi, a Corso della Margherita, via Grimani, sempre a Corso della Margherita, e via Alberoni a zona verde. I 700.000 euro sono complessivi gli oneri di protezione della Grazie. Sindaco, ci sono altri interventi? Nessuno? Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. La delibera viene approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. La delibera viene approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, estinzione anticipata di alcuni nuclei con cassa di depositi e prestiti. Il regolamento è stato nuovo. Quindi ne ha facoltà l'assessore Barbaro. Appena intervenuta la variazione di bilancio è stato previsto un trattamento per l'estinzione anticipata di una parte dei mutui del comune. Per quanto riguarda i mutui da estinguere anticipatamente nell'ambito dello stock di debito esistente con cassa deposito e prestiti, è stato fatto un calcolo di convenienza nella quale si tiene conto tramite dati specifici dal sito link dell'ente mutuante e l'indennizzo richiesto della durata residua degli stessi, poiché della venuta intera somministrazione del prestito. Per quanto riguarda l'indennizzo, si sa che lo stesso non rimane a carico del comune in quanto coperto uno specifico fondo statale riferito esclusivamente ai mutui cassa deposito e prestiti, per il quale è stata presentata specifica istanza nel mese di marzo di quest'anno. La presente proposta di determinazione consente pertanto una riduzione dell'indebitamento esistente alla data del 31/12/2018 con conseguente effetto positivo a decorrere dalla data di scadenza 30/06/2019 significare euro 39.000 annui di tali interessi. I mutui proposti dall'estinzione anticipata sono i seguenti. Sono 3 mutui in scadenza 2034, il primo 253.996 sostanziato con un indennizzo di 40.403,56 euro, il secondo 96.472,53, un indennizzo di 14.203,86, terzo di 69.664,58, un indennizzo di 10.690,01 per un totale di capitale residuo di 420.133,93 e un indennizzo di euro 65.897,94. Richiamata la proposta Presidente di dichiarazione di tratta odierna dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'azione di bilancio con
cui si sono disposti gli stanziamenti necessari per procedere all'estinzione anticipata del debito del Comune, preso atto che la proposta dell'assessore della finanza è tenuta nel decreto di approvazione, chiamata a cifrare della Cassa Depositi e Prestiti numero 1280-2013, in particolare la sezione 10, dove è previsto che la richiesta di estinzione mutui deve prevenire, correlata dall'attiva deliberazione di Consiglio Comunale, almeno 30 giorni prima della scadenza della rata prescelta per il rimborso anticipato, ovvero entro il 30 novembre per la scadenza del 31 dicembre. Considerato che l'indirizzo, come sopra evidenziato, è presuntivo ed è giunto alla procedura online della Cassa Depositi e Prestiti, mentre il suo esatto ammontare potrà essere calcolato solo circa una settimana prima della scadenza del pagamento, sarà comunicato ufficialmente dall'istituto creditore. Rilevato che la richiesta di contributo statale in conto indennizzo sarà confermata nel suo importo definitivo al Ministero dell'Interno entro il mese di febbraio 2019, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 e ritenuto la propria consistenza in merito. Visto il vigente regolamento per la contabilità, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della Commissione consigliare in data 22/11/2018, sensi l'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità tecnica contabile espressi sensi l'articolo 197 bis del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento dei conti interni in merito alla presente proposta di deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale sensi l'articolo 49,3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi, quanto sopra-espresso chiede al Consiglio Comunale di procedere all'estinzione anticipata dei mutui comprati con Cassa Depositi e Prestiti, di cui l'allegato seguente, con effetto da 01/01/2019 per un importo complessivo di euro 420.133,93 in linea capitale o dall'indennizzo stimato in euro 65.397,44, salvo esatta determinazione dello stesso nei tempi previsti dalla circolare della Cassa Depositi e Prestiti numero 1280/2013. Grazie Assessore D'Angelo. Ci sono interventi? Nessun intervento. Mettiamo i voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Votiamo anche la immediata eseguibilità della delibera, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Viene approvata questa delibera con la immediata eseguibilità. Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina degli imposti di soggiorno, modifiche e integrazioni. Do la parola all'assessore Giusso. Grazie Presidente, buonasera. Richiamato il presente regolamento per la disciplina delle imposte di soggiorno, approvato con delibera consigliare numero 88 del 29 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni. Ritenuto opportuno procedere ad ulteriori modifiche allo stesso finalizzate a meglio precisare gli obblighi dichiarativi e contabili dei gestori delle strutture, nonché i correlati aspetti sanzionatori, assunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione. Esaminato l'allegato 2, nel quale è riportato il testo del regolamento in oggetto, integrato con le modifiche proposte, è ritenuto di approvarlo. Visto l'articolo 3 della legge 241 del 90, visto il parere favorevole espresso in merito alla revisione dei conti in data 19 novembre, allegato numero 3, presente atto, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 22 novembre, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi, si chiede a questo Consiglio Comunale di esprimersi. In pratica, la presente delibera riguarda una serie di modifiche tecniche che aggiornano l'apparato sanzionatorio dell'imposta di soggiorno. Leggo per chiarezza l'articolo 6, che è quello che più di tutti viene modificato, dove si inserisce tra gli obblighi del gestore della struttura
La quietanza, si specifica che la quietanza dovrà essere numerata progressivamente e contenere, oltre alla data di emissione, il riferimento della struttura ricettiva, denominazione di indirizzo, il nominativo del soggetto passivo, il numero delle persone soggiornanti, il numero di prenotamenti, l'eventuale esenzione e l'importo riscosso. Sempre nello stesso articolo, alla lettera 2 dell'articolo 2, si dice che la quietanza dovrà essere numerata progressivamente e contenere, oltre alla data di emissione, il riferimento della struttura, il nominativo del soggetto passivo, il numero di persone soggiornanti, il numero di prenotamenti, l'eventuale esenzione e l'importo riscosso. Questo per le strutture ricettive extraferroviarie. Poi l'articolo 9 che riguarda le sanzioni, il comma 2 bis specifica che la mancata richiesta da parte del gestore del pagamento dell'imposta, la mancata emissione dello quietanza o l'emissione di una quietanza mancante dei dati previsti, dell'articolo 6,2 lettera 1 e A2, comporta l'applicazione di una sanzione da 75 euro a 500 euro. Al procedimento di erogazione delle sanzioni di cui il presente comma si applicano le disposizioni della legge 689/1981. Sempre lo stesso articolo 9, comma 6, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta oltre il termine di cui il precedente articolo 7, comma 2, da parte del gestore della struttura si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro per ciascuna mensilità, oltre al deferito all'autorità giudiziaria per la verifica di eventuali ipotesi di reato. Al procedimento di erogazione delle sanzioni di cui il precedente comma si applicano le disposizioni di quella legge 689 del 1981. Poi l'articolo 10, discussione attuativa, è stato aggiunto un ulteriore comma, il comma 2, quanto previsto dal codice penale, in caso di omesso versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura, si dovrà provvedere all'emissione di un atto di diffida, fissando un termine per adempiere, scorso il quale si procederà alla discussione coattiva delle norme di legge. Grazie, Assessore D'Urso. Ci sono osservazioni? Capogruppo. Grazie Assessore. In commissione c'è stato detto che questo regolamento prioritariamente serviva perché si configura il reato, cioè, di omissione della tassa di soggiorno, quindi andava prevista anche questo, proprio l'inserimento nella convenzione, comunque nello statuto. Quindi l'articolo che lei ha appena citato, l'articolo 9 al punto 6, dice che per il mancato versamento ci sarà un deferimento all'autorità giudiziaria per la verifica dell'ipotesi di reato, quindi non è accertato che c'è un'ipotesi di reato con il mancato versamento, l'elusione, piuttosto che il versamento completo della tassa. Forse ho capito male. Diciamo che sarà l'autorità giudiziaria poi a individuare il reato. Il reato, la giurisprudenza por dentro ormai l'ha acclarato che è un reato di peculato, però sicuramente dovrà essere la polizia, chi lo comunicherà, chi farà questa esperienza. Grazie. Sindaco, se vuole rispondere. Allora, correttamente l'assessore D'Urso ha detto che è la magistratura che deve accertare se c'è un fatto che costituisce reato, quindi emetterà una sentenza, però la giurisprudenza ormai ha acclarato che il soggetto che riceve il pagamento dell'imposta di soggiorno, qualunque esso sia, assume la qualifica di agente contabile. Come tale è sopra la veste di pubblico ufficiale. Come tale, nel momento in cui ha notizia di un reato, quindi notizia di reato, non di fatto reato, come c'è la magistratura, quando ha notizia di reato ha l'obbligo, sotto pena lo stesso di omissione di d'ufficio, di inoltrarlo all'autorità inquirente, che è la procura, che poi fa le indagini se il reato sussiste, se va trascinato a processo, altrimenti. Quindi non è che l'agente contabile emette una sentenza di condanna, l'agente contabile ravvisa sulla scorta di quello che ormai è l'indicazione giurisprudenziale dominante, che la protezione indebita di denaro da parte di titolari di uno statuto recettivo costituisce peculato, deve trasmettere notizia reato all'autorità. Punto. Questo è il recepito nel regolamento. Grazie sul sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun intervento, mettiamo i voti favorevoli.
Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno, nomina revisore dei conti, periodo 1 gennaio 2019, 31/12/2021. Con la parola all'assessore Barba. Premesso che con deliberazione consigliare numero 50 del 15/12/2015 è stato per l'ultimo nominato revisore dei conti della persona del ragioniere Fabrizio Rugella, il carico giungerà a scadenza il 31/12/2018, considerato che un decreto del Ministero dell'Interno numero 23 15/2012 sono state adottate nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali in attuazione dell'articolo 16,25 del decreto legge 138/2011 convertito in legge 148/2011, in base ai quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il suddetto Dicastero. Dato atto che con nota protocollo numero 31349 del 31/09/2018 è stata data comunicazione alla Prefettura di Venezia circa l'imminente scadenza dell'organo di revisione. Con nota del 06/11/2018 acquisita al numero 37759 del protocollo comunale, la Prefettura di Venezia ha comunicato l'esito dell'estrazione sorta avvenuta in data 06/11/2018. Preso atto che la dottoressa Amela Parisotto, corrispondente al primo nominativo